Che bello! Bella a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, io sono Walter. Ragazzi, sto a Napoli, a casa dei nonni, è difficilissimo fare video, ma oggi sono successe troppe cose, oggi sono successe troppe cose. Dovevo commentare per forza. Devo commentare sia la partita della Juve, sia la sentenza. Mi devo prendere un po' di rivincite. Iniziamo parlando brevemente della partita della Juve, che mi interessa e non mi interessa sinceramente perché non c'entra il Napoli. Juve che prende una batosta clamorosa. Juve che prende una batosta clamorosa dalla Fiorentina migliore di questa stagione. Ne aveva vinte due prima di questa partita, ragazzi. La Fiorentina gli ha fatto un culo così alla Juventus. Ma di queste dimensioni. Arbitraggio, voto 2. Voto 2 in tutti i sensi. Voto 2 sia da una parte che dall'altra. Rosso quadrato che secondo me ci sta. Ma su alcuni episodi, per esempio il fallo dato a Castrovilli invece che a Chiesa mentre la palla ce l'aveva la Fiorentina, là ho sentito addirittura qualcuno che grida al rosso, secondo me il rosso lì per Chiesa ragazzi non ci sta, ma sicuramente non è fallo per la Juventus quello, anche perché la palla ce l'aveva Castrovilli. Mancano secondo me, manca sicuramente un rigore per la Juventus, se non due ragazzi, perché ce n'è uno, quello, il fallo su Cristiano Ronaldo, un po' dubbio. Secondo me poteva dare il calcio di rigore, il tocco c'è, non è netto, si lascia un po' cadere, però anche quello poteva essere rigore. Il secondo su Bernardeschi, secondo il mio modesto parere, è clamoroso non darlo, è clamoroso non dare quel calcio di rigore, è veramente clamoroso e lì la partita sarebbe potuta cambiare, ma in generale Fiorentina che si merita la vittoria. Non è stata una partita 3-0, la Juventus ha attaccato, gol, vabbè, giustamente annullato a Cristiano Ronaldo per fuorigioco, ma comunque partita giusta per quanto riguarda il gioco, risultato che ci può stare, la vittoria secondo me è giusta, però alcuni episodi gestiti una latrina agli arbitri ragazzi. Allora, abbiamo il VAR, ma andatelo a vedere sto cazzo di VAR, andatelo a vedere. Perché io fossi un tifoso della Juventus in questo momento sarei molto molto arrabbiato perché va bene non parlare dell'arbitraggio, ma quando vieni sfavorito in questo modo, e io raramente ho visto la Juventus sfavorita in questo modo, ti fa rodere un po'. E per me oggi la Juventus è stata sfavorita. Detto questo, grandissima partita della Fiorentina, grandissimo Ribéry sul primo gol, un'imbucata buonissima per un Vlahovic che si stava complicando la vita, scusate intanto, ma che si è riuscito comunque a rabattare quel gol che è stato fondamentale perché ha sbloccato la partita. Quadrato entra assassino. Sul secondo gol della Fiorentina c'è l'autogol di Alexandro, poco anche da dire. Sul terzo Bonucci si è addormentato, ragazzi, partita brutta la Juve, partita brutta, Juve che non ha un gioco, Juve addormentata, Juve che se non fa qualcosa, e io lo dico per gli amici juventini, io spero sinceramente che possa rimanere sempre così la situazione, Juve che se non si dà una svegliata quest'anno, adios, adios, e la prima svegliata deve essere cacciare Andrea Pirlo. Detto questo, per me, che rimanga Pirlo, va più che bene, tifo Napoli, parliamo di Napoli. Parliamo di tutti quei juventini che mi hanno insultato sotto i miei video quando dicevo che il Napoli non era potuto andare per ragioni oggettive. Guarda, ma è ricorso. Guarda, ci hanno dato ragione. Guarda, Rosichi e basta. Guarda. 200 dislike a video. Parolacce, insulti, non capisci un cazzo. E qua, e di là, e su, e giù, e dentro al culo. Tutti quanti, tutti. Perché quando lo dicevo io, quando vi spiegavo le cose, ma guardate questo, non so come sono andate le cose. E poi, e poi, e poi avevo ragione io. Napoli che non c'entrava niente, Napoli bloccato all'ASL perché c'erano delle ragioni oggettive e c'erano delle cause di forza maggiore per il quale il Napoli non era potuto andare a giocare, quindi giusto che si rigiochi la partita, giusto il punto di penalizzazione tolto. Non so quando andrà a finire la partita tra Juve e Napoli, ci incontreremo tipo in 20 giorni 3 volte, ma sinceramente non sono tanto i 3 punti, sono quanto volerla giocare la partita, perché è giusto così. E in più noi rispetto a prima già ci siamo riguadagnati questo punto e va bene. Domani bisogna vincere ragazzi, ora voglio sentire tutti quelli che mi dicevano che ero un coglione, che non capivo niente, voglio sentire, mi direte una vergogna, qua, là,
Però prima, intanto ha parlato il giudice, Gualto non puoi parlare, e ora che il giudice ha parlato, abbiamo ragione noi. Voglio vedere tutti i Juventini a chiedere scusa qua sotto, vai. Andate, venite a chiedere scusa, venite, andate a dire Gualta hai ragione, andate a vedere tutti gli altri video, andate a commentare invece di quello che dicevate prima, stronzate, tutte stronzate. Andate a scrivere Gualta hai ragione, Gualta avevi ragione. Andate, voglio vedere perché sbagliare è umano, però nel momento in cui sbagliate almeno chiedete scusa, anche perché mi fa molto ridere che io mi sono esposto perché ho detto una mia idea controcorrente in quel momento e anche subendo tutte quelle che sono state le conseguenze nel momento in cui il Napoli non ha vinto il ricorso. E questa è una rivincita contro tutte quelle persone che parlano senza sapere e vedo siete presi al culo tutti quanti, tutti. Juve che perde anche oggi, quindi quelli che rosicavano oggi hanno rosicato due volte, godo. Niente, voglio sto avvelenato. Però sono felice così. Forza Napoli, sempre. Bella.